Allora, ciao a tutti, dico due parole su questa edizione di questo laboratorio Klezmer Balkan Popular. È un'edizione speciale perché abbiamo cominciato tanti anni fa più con una ricerca sul Klezmer, comunque basandoci sul fatto di prendere dei giovani musicisti classici e avvicinarli alla musica non scritta, al reciproco ascolto, alla creazione di ritmi, anche all'improvvisazione. Poi abbiamo allargato su altri generi, anche sulla balcanica, per variare, per conoscere altri mondi. Insomma, la contaminazione è un po' il tema, e grazie al Festival Giochi Musicali, grazie a Elisabetta Maschio, ho avuto il permesso e la possibilità quest'anno di chiamare un artista che è la contaminazione incarnata. Viene da Roma Lavinia Mancusi. Quindi ci sarà molta contaminazione, ci sarà musica, è successo un po' di tutto, un brano balcanico in cui è stato inserito uno stornello popolare, ci sentirete anche della musica dal centro-sud Italia, ne sentirete parecchia, e ci sono delle eccezioni. Una è questo microfono, no? Perché i microfoni sono sempre stati banditi, però essendoci la partecipazione di Lavinia abbiamo avuto il piacere di ospitare anche due cantanti che hanno quindi fatto il laboratorio, hanno lavorato sui testi e sulle melodie assieme alla Lavinia e che quindi canteranno. E l'altra riguarda il repertorio, perché c'era una regola abbastanza ferrea in questi, non so, 15, 16, 17 anni che faccio questo laboratorio, che era di non ripetere gli stessi brani l'anno seguente, anche perché il pubblico torna, anche molti ragazzi si riscrivono ed è bello variare. Quest'anno, proprio avendo questa collaborazione e questa voce, e soprattutto lavorando molto sulla voce, aveva anche senso rifare brani fatti negli anni recenti, così poi i ragazzi li avevano già nelle mani. E niente, sono stati 5 giorni fantastici, come sempre suoneremo tutto al 97,2% a memoria, quindi qui tutti hanno incamerato, non sappiamo neanche noi come, una quantità di informazioni incredibili nel cervello. Vediamo poi quante ne rimarranno, perché poi insomma, ma io sono fiducioso comunque. E che altro dire? Niente, iniziamo con un brano che poi vi spiegheremo. Buon ascolto e grazie mille.
Buonasera a tutti, grazie a Francesco per le parole di stima nei miei confronti. Era tantissimo tempo che non insegnavo, mi ha coinvolto di nuovo Giulio Cavardi alla chitarra. Eravamo conosciuti in una situazione simile, ma più di 10 anni fa. Io ho detto Giulio, no, te prego Giulio, no, non ce la faccio, non mi ricordo come si fa. E lui con il suo solito applauso, ce la fai. Ho detto vabbè, ok, riproviamoci. E i ragazzi non lo sanno, scusate, vi dico una cosa un po' melodrammatica, loro non lo sanno, ma in questi giorni mi hanno salvato la vita, quindi grazie. Ed è stata un'esperienza bellissima, veramente emozionante. Il brano che avete ascoltato si chiama Angela Re, è un brano antichissimo della tradizione napoletana, le prime attestazioni sono della fine del 400 e era chiaramente una donna, però con il tempo ha anche assunto un significato diciamo più metaforico, può essere la libertà, un desiderio, chi lo sa, noi ve l'abbiamo cantato al massimo delle nostre possibilità. Grazie. Il prossimo brano è un brano che è stato già suonato qui, e precisamente l'anno scorso, e precisamente da me, di Giulio, e con i collaboratori che c'erano qui l'anno scorso. E perché farlo? Perché mentre lo suonavo l'anno scorso ho pensato però che povertà, eravamo in 3-4 a suonarlo, insomma, e se ci mettessimo soprattutto l'organico, e così quest'anno ho coronato questo sogno, perché questo brano è un brano un po' misterioso. Io l'ho imparato a Budapest da dei musicisti ungheresi che me lo vendevano per turco, però io non sapendo neanche come si chiamava, io lo chiamo turco, però forse è un brano ungherese, forse è un brano finlandese, contaminato, non lo sappiamo. Però turco, buon ascolto, grazie. Lo suonerà Giulio con uno strumento effettivamente turco, così qualcosa c'è di turco, insomma.
Ora un altro brano che avete già sentito l'anno scorso. Perché lo risuoniamo? Ce lo spiega la Vigna. Questo brano sono due brani che hanno questa caratteristica. Il primo che ascolterete stasera, questo brano si chiama Üsküdar di Deriken, ed è un brano conosciuto soprattutto nella sua versione turca, però è un brano che quasi tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo hanno, e ogni paese ne rivendica la maternità. L'Albania dice no, qui è mio, il Marocco no, certamente è mio, insomma. Questo è il Mediterraneo, per fortuna, è condivisione di note, di storie. Ogni paese poi ha creato il suo testo, noi ve lo facciamo ascoltare nella versione turca. Üsküdar è uno dei quartieri storici di Istanbul, e quello che vogliamo evocare è: immaginate di stare con noi su una grande e bella barca nello stretto del Bosforo e guardiamo Üsküdar, e Üsküdar ci guarda e cantiamo. Yara
del Mar Nero si chiama Cara Denise, che vuol dire solo Mar Nero, capitale quindi Denise vuol dire mare. E in realtà ci abbiamo inserito un antico brano greco
si chiama Thalassa, vuol dire mare anche quello, ed è un brano antichissimo greco di ignota origine. La maggior parte dei brani che state ascoltando sono di autori o autrici anonimi, quindi appartengono alla collettività, appartengono alla cultura orale, alla trasmissione di una memoria, e anche questa è la prova che la memoria è un'azione, come camminare, ridere, amare, desiderare. Questo era insomma. Ensemble ridotto, e come vedete una violinista è diventata bassista, ma sono successe tante cose in questi giorni. C'era chi suonava il violino e poi suonava la percussione, un po' tutti sono diventati percussionisti tranne il sottoscritto che rimane legato, ma comunque il merito di questa trasformazione ritmica lo si deve a Rita Brancato. In seguito, non avete ancora visto niente, posso assicurare. Adesso suoniamo un bel mazzolino fresco e beverino. Metti un lavoro e non visto lui. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato del lume cari, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato del lume cari, l'amore mio sei tu. La 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 la. assume assolutamente un'altra festa. Giovanni, buon ascolto.
Poi invece la festa. Adesso rappresentiamo il dolore, poi forse ci sarà la festa, vediamo. Anche questo brano l'ho già suonato, ma come avrete già capito, con la linea diventa tutta un'altra cosa, appunto, che ci ha fatto un inserto di cui parlerà. Scusate, ma devo soffrire un attimo.
Simone Bella, mia Adesso mentre ci rivediamo un attimo perché so, adesso caro, ma l'età è quella che è. Allora, adesso un brano con una storia veramente un po' particolare. Leva. Certo. Allora, questo brano si chiama La Cecilia, la povera Cecilia, in alcuni posti comunque lo facciamo ascoltare nella versione laziale. Perché dico la versione laziale? Perché molto probabilmente questo brano arrivò in Italia nel Medioevo con i trovatori francesi. E questo, come Üsküdar, quello precedente turco, ogni regione ha la sua Cecilia. La storia è più o meno la stessa. Pensate che era talmente così famoso, così diffuso, così alla portata, che Puccini, grande Puccini, ha preso la storia, ha cambiato i nomi ed è la Tosca. La storia della Tosca è la storia della povera Cecilia. Bravissimo Puccini, perché se fa così, è giusto, se fa così. La storia, per chi non la conoscesse, Cecilia è innamorata di un uomo nella Tosca, è un carbonaro, è un ribelle, comunque quest'uomo viene carcerato e il capitano della prigione gli propone a Cecilia non proprio uno scambio, insomma, un ricatto, come dire, gli dice no, tu se dormi con me domani te lo libero. E Cecilia, insomma, dice ma non so se è proprio il caso, vado a chiedere al mio uomo che sta in prigione. Quindi va là, probabilmente sperando che lui gli dica no, Cecilia, piuttosto la morte. E invece lui che gli dice vai Cecilia, non ti preoccupare, vai, stai rilassata. E lei dice vabbè, faremo questa cosa. La notte però lei c'ha il sonno tutto agitato, dice oddio non riesco a dormire, ho paura. E il capitano dice ma non ti preoccupare Cecilia, non ti preoccupare, mi ho detto, domani è il giorno dopo, il capitano infame le fa vedere il suo uomo impiccato mentre lei si affaccia al balcone. Nella versione dei Puccini, lei, chiaramente, si getta da Castel Sant'Angelo. Perché? Perché Cecilia non può continuare a vivere, ormai è disonorata, ormai non ha più possibilità di vivere in maniera dignitosa. Però che fa? Nella versione romana almeno. Prima le donne era proibito portare qualunque tipo di armi, avevano soltanto il coso, come si dice? Lo spillo, scusate, quello per reggere i capelli, che era un piccolo coltello. Nella versione laziale, quindi Cecilia si leva lo spillo per tenere i capelli, spanza il capitano, lo uccide, bravissima Cecilia, però poi si leva la vita. Non raccontiamo la tua versione, ho paura che sia... Giulio Cavardi, quando ha ascoltato questa versione, ha detto ma sai che anch'io ne conoscevo una versione dove Cecilia però diventava una prostituta, che ora sospendiamo il giudizio, ok? Tutto sommato. Io quando comunque ho raccontato questa cosa alla mia, che invece lei mi ha detto no, la nostra versione c'è l'atto della vendetta, mi ha detto noi romani siamo fatti così. Quindi ve la facciamo ascoltare nella versione laziale. Ci abbiamo unito un canto tradizionale bulgaro, perché in realtà la stiamo proponendo con una ritmica che non è tradizionale, è un 7/8, quindi l'abbiamo portato la Cecilia in terra balcanica. Se proprio non vi è sembrata abbastanza triste questa storia, potete cantare con noi, ci fa piacere il ritornello che dice ai che dolore nel mio cuore. Onesto.
o piagne sfumari che sta nelle regioni lo vanno a morire. Non mi so capitano, la grazia fatta a te, la grazia bella e fatta, vieni a dormire con me. Core Cecilia, core alla prigione, core Cecilia, suo gesto d'amore. Bacia pure Cecilia, non sta pensando a no, salva la vita mia e levami le prigioni. Ai che dolore, ai che dolore, ai che dolore nel mio cuore. Ai che dolore, ai che dolore, ai che dolore nel mio cuore. Quando fu mezzanotte Cecilia fa un sospiro. Cos'hai, bella Cecilia? Non poter dormire. Ho fatto un brutto sogno che non mi marito. Se mi marito è morto, pure io voglio morire. Ai che dolore, ai che dolore, ai che dolore nel mio cuore. Ai che dolore, ai che dolore, ai che dolore nel mio cuore. Dormi Cecilia, dormi, dormi senza un sospiro, e dalle sue prigioni ritorna verso Maria. Quando una mattina Cecilia non partò e per suo marito che stava per no. Zitta Cecilia, zitta, non dire mai di me. Se la vita me scure, io ti farò vedere. Si le voglio vedere, si le vedrò. Cecilia torna in tornello e capita ammazzò. Ai che dolore, ai che dolore, ai che dolore nel mio cuore. Ai che dolore, ai che dolore, ai che dolore nel mio cuore. La messecinga, iscria la messecin, iscria 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 la messecinga, iscria la messecinga. Janaga, Jana Portugajana, Blaga duška me, Ashike Jana. Janaga, Jana Portugajana, Blaga duška me, Ashike Jana. Ceo grada, gradicica, ceo grada, gradicica. Janaga, Jana Portugajana, Blaga duška me, Ashike Jana. Janaga, Jana Portugajana, Blaga duška me, Ashike Jana. Iscria la messecinga, iscria la messecin, iscria la messecinga, iscria la messecin,
La band non c'è più, ma la musica via fa mo stesso. È un brano che fanno, ho già mai fatto questa domanda, io non so la risposta. Però non l'ho fatta questa domanda. L'abbiamo chiamato il treno dei camminanti. È il treno dei camminanti. Saliamo sul treno e andiamo in giro per il mondo a cambiare il mondo. Rivoluzione.
ascoltato il linguaggio dei segni con Rita Brancato. Era anni che volevo una cosa. Ho sperimentato un sacco di paesi, di lingue, di ritmi con Lavinia Mancusi. Grazie infinite. E state attenti che piove. È entrato un'onda di vento che mi ha scaraventato il sax soprano e non so non è successo niente. Vabbè, grazie, ciao, grazie. Dai, ce l'abbiamo un bissetto, però è veramente l'ultima, poi dobbiamo scappare. Ce la tiriamo. Prossimo brano lo sentite. Ciao. È un brano che viene dalla Galizia, dalla zona della Spagna che confina con il Portogallo, si chiama No Vuoi Solo ed è in realtà il messaggio con il quale pensavamo fosse carino lasciarvi, il messaggio da lasciarvi nel cuore, la musica tradizionale come condivisione, come collettività, come scambio, rapporto umano. Non vuoi solo no? Gioie musicali, laboratorio. Grazie, questa è la restituzione.